Buona domenica da Sicilia 24, le principali notizie. Visita di Schifani nei comuni colpiti dal ciclone Harry. Dopo il vertice in prefettura a Catania, il presidente della regione promette i primi ristori agli imprenditori danneggiati. Domani Consiglio dei Ministri anticipato per chiedere lo stato di emergenza. Dai responsabili ricostruire negli stessi luoghi. Per Legambiente Sicilia la cementificazione selvaggia e l'erosione costiera hanno aggravato gli effetti del ciclone sull'isola. Il presidente Castronovo chiede un cambio di passo. Villa Abate a lutto per un operaio quarantenne trovato senza vita in un capannone della zona industriale di Brancaccio a Palermo. È l'ennesima morte bianca in Sicilia. Bomba pronta a esplodere trovata nella cantina di un palazzo del quartiere San Cristoforo a Catania. L'ordigno sarebbe servito per l'assalto a un bancomat. A Catania è inaugurato Librino Hub, il centro per minori e famiglie in un bene confiscato alla mafia. Offrirà attività educative e di inclusione per i giovani del quartiere. Calcio, pari senza gol a Modena per il Palermo. I rosanero scivolano a 6 punti dal secondo posto e si allontanano dalla promozione diretta. Serie C, il Catania oggi in campo contro il Cosenza per mantenere il primo posto in classifica. Trapani in trasferta a Caserta, terza sconfitta consecutiva del Siracusa. Bentrovati e ancora buona domenica. Procedure semplificate per i ristori, direttive chiare e messa in sicurezza dei centri abitati vicino alle coste. Ad annunciarlo il presidente Schifani a margine del vertice che si è tenuto in prefettura a Catania sui danni provocati dal maltempo. Prima dell'incontro Schifani ha voluto fare un sopralluogo ancora una volta assieme al capo della protezione civile Cocina, Santa Tecla, Riposto e sul lungomare catanese che sono stati danneggiati alle forti mareggiate. Emanuela Corsi. La lunga giornata di sopralluoghi del presidente Schifani nei comuni della costa ionica danneggiati dal ciclone Harry si conclude a Catania. Prima una ricognizione dei danni sul lungomare, poi un incontro in prefettura con sindaci, operatori balneari e associazioni di categoria. Ci occuperemo anche di un primo intervento finanziario, risarcimento al ristoro dei danni naturalmente, per lenire un attimo le sofferenze di quegli imprenditori che vedranno ridotto il proprio reddito. Il presidente ha convocato per lunedì mattina una riunione d'urgenza dei dipartimenti e degli assessorati competenti. I direttori regionali dovranno essere non operativi dietro le scrivanie ma operativi sui territori. Devono adottare una mentalità, diciamo, che nel rispetto della legittimità consenta però chiarezza per cosa devono fare gli imprenditori balneari, cosa devono fare i cittadini per poter intervenire urbanisticamente per le loro ricostruzioni. Tra gli interventi bisognerà pensare ad un piano per mettere in sicurezza gli insediamenti abitativi vicino al mare. Quei paesi che danno sul mare vanno protetti da un mare che può diventare letale o pericoloso come quello che è diventato giorni fa. Qualcuno dice che questi danni, o meglio una parte, si potevano evitare perché purtroppo in Sicilia si costruisce sulla costa. Guardi, non è il tempo delle polemiche, per ora sono concentrato sulla eliminazione dei problemi, su sollevare lo stato d'animo dei cittadini, eliminare i danni e dare speranze. Le polemiche le lasciamole al dopo. Resta il fatto che la Sicilia deve fare i conti sempre più spesso con eventi estremi che non sono più eccezionali. C'è in atto un cambiamento climatico dovuto sia al clima, ma scusatemi il termine, indirettamente anche a una edificazione, una cementificazione che negli ultimi 50 anni ha cambiato il volto della terra. Queste aree sono state occupate da costruzioni, spesso qualcuna di queste, qualche lungomare non poteva stare lì e la natura si è ripreso il suo posto. Intanto la Premier Giorgia Meloni ha voluto anticipare a lunedì prossimo il Consiglio dei Ministri per dichiarare lo stato di emergenza. E sul tema della cementificazione punta il dito la Legambiente che avverte è dai responsabili ricostruire negli stessi posti. Giusy Lazzara. La crisi climatica, la crisi ambientale, gli effetti del passaggio del ciclone sulla Sicilia sono aggravati dalla fragilità dei territori dovuti a scelte urbanistiche devastanti e l'erosione costiera dopo anni di cementificazione selvaggia. Questo è il report di Legambiente Sicilia che dopo il disastro dei giorni scorsi chiede un cambio di passo. È del tutto paradossale, oltre che responsabile, pensare di continuare a ricostruire negli stessi posti che sono esposti fortemente agli eventi estremi, così come è responsabile pensare di aggirare i vincoli ambientali
con nuove colate di cemento per rispondere appunto a questi eventi emergenziali. Si è costruito sulle spiagge e sulle coste rocciose, impermeabilizzando il suolo e distruggendo le difese naturali della costa. In Sicilia negli ultimi 40 anni l'avanzata del cemento legale e illegale ha sottratto quasi il 30% di suolo entro i 300 metri dalla linea di costa. C'è bisogno, aggiunge Legambiente, di pianificazione su dati scientifici e scenari climatici aggiornati. E il capo dello Stato Mattarella in Sicilia, in particolare a Cefalù, per un incontro con Alberti Celapace, ha espresso la sua vicinanza ai paesi colpiti dal ciclone. Sentiamo Orazio Longo. La Sicilia martoriata dall'uragano Harry accoglie il presidente Mattarella in un lungo applauso di solidarietà rivolto alle comunità colpite e danneggiate dalla violenza del ciclone nei giorni scorsi. Il capo dello Stato in visita a Cefalù, ospite in Duomo del convegno Mediterraneo Mare di Pace promosso dalla Fondazione Accademia Via Pulchritudinis in collaborazione con la diocesi e il comune. Trasformare le differenze in ricchezza, dicono i relatori in una conversazione tra storia, cristianesimo e arte, per rileggere il Mediterraneo tra passato, presente e futuro come spazio di incontro e di dialogo per costruire ponti di solidarietà e comprensione. Portiamo dentro di noi quanto ci è stato detto dalle relazioni e quanto ci è stato sollecitato per un tema di riflessione anche per l'azione quotidiana a svolgere ciascuno nei suoi compiti e responsabilità. Ad accogliere il Presidente della Repubblica in una cattedrale gremita in ogni posto numerose autorità civili e militari, presenti anche l'Arcivescovo di Palermo, l'Orefice e il Vescovo di Cefalù, Marciante. Ponte sullo Stretto, nella bozza del decreto legge del Ministero delle Infrastrutture retto da Matteo Salvini si regola l'ambiente e si riduce il controllo della Corte dei Conti. Potrà svolgere infatti il suo controllo preventivo soltanto sulla delibera del CIPES, del Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica, e non sugli atti e documenti collegati. È prevista anche nella bozza la nomina di un commissario straordinario del governo per il ponte sullo Stretto, l'amministratore delegato della società Stretto di Messina, Ciucci. Villa Abate è in lutto per la morte di Alessio Latargia, operaio di 40 anni trovato senza vita in un capannone nella zona industriale di Brancaccio a Palermo. Sarebbe precipitato da un ponteggio. La magistratura ha disposto l'autopsia mentre l'ASP avvia verifiche sulla sicurezza. È l'ennesima purtroppo tragedia sul lavoro che si registra in Sicilia. Maglio viola. È lutto cittadino a Villa Abate, centro alle porte di Palermo, per la morte di Alessio Latargia, il quarantenne trovato senza vita all'interno di un capannone di via Emiro Giafar, nella zona industriale di Brancaccio a Palermo, nel pomeriggio di ieri. Alessio sembra sia volato giù da un ponteggio sul quale stava lavorando. Una caduta di 5 metri che non gli avrebbe lasciato scampo, ma dinamica e causa della morte dovranno essere chiarite. Il magistrato di turno ha disposto il sequestro della salma e lunedì darà incarico al medico legale per eseguire l'autopsia che dovrà stabilire proprio l'esatta causa del decesso. Intanto i tecnici dell'ASP hanno avviato una serie di verifiche sul rispetto di tutte le normative di sicurezza sul lavoro, ma a Villa Abate, paese di origine e di residenza della vittima, tutti sono sconvolti. È il sindaco a raccontare come Alessio fosse noto all'intero paese, un lavoratore che lascia moglie e 2 figli e un paese attonito. Le morti sul lavoro in Sicilia sono in drammatico aumento. L'ultimo dato ufficiale disponibile si ferma alla fine di ottobre 2025. In 10 mesi le vittime sono state 77, con un aumento dell'8,5% rispetto al 2024. È un trend che denuncia una crescita ulteriore. A guidare questa drammatica classifica è la provincia di Catania, che da gennaio a novembre 25 ha registrato 21 morti, 7.250 incidenti sul lavoro gravi denunciati all'INAIL, un incremento del 33% nella provincia rispetto al 2024, quando le vittime erano state 16. Segue Palermo, che in un arco di tempo lievemente più ampio, ovvero da novembre 24 a novembre 25, mostra 20 vittime e 6.553 infortuni, senza contare le malattie professionali che non rientrano ancora in queste statistiche e che fanno registrare altri 4 morti nel 2025. Adesso una breve pausa e poi altre notizie.
La cronaca ci porta a Catania, c'è stato un controllo straordinario coordinato dalla polizia nel quartiere San Giovanni Galermo, dove sono stati sequestrati 2,5 kg di droga, scoperti 25 allacci abusivi alla rete idrica e 15 alla rete elettrica, e c'è stata una raffica di sanzioni ad automobilisti indisciplinati per un oltre 22.000 euro di sanzioni. E sempre a Catania, nella cantina di un palazzo di San Cristoforo è stata trovata una bomba artigianale. Sarebbe bastata una scintilla per far saltare in aria l'intero stabile. Desiree Ferlito. Un ordigno dalla portata micidiale che avrebbe potuto far saltare in aria l'intero stabile di San Cristoforo a Catania, dove era nascosto. Era contenuto all'interno di una struttura in ferro e destinato con ogni probabilità a far saltare un bancomat. A scoprirlo i poliziotti della squadra cinofili della questura di Catania, grazie al fiuto dei cani specializzati nella ricerca di esplosivi, che hanno individuato un covo in una cantina del palazzo dove erano nascosti, oltre all'ordigno, anche diversi strumenti e oggetti utilizzati per scardinare bancomat e porte. Il sistema di accensione elettrico, già collegato con un accenditore ad un cavo lungo quasi 10 metri, era pronto per essere attivato. Sarebbe bastato un semplice contatto dei cavi per azionarne l'esplosione. La bomba, pronta per mettere in atto un colpo ai danni di qualche istituto di credito o attività commerciale, avrebbe rappresentato un rischio concreto per la sicurezza dei cittadini e per la stabilità degli edifici, data la sua portata. L'area è stata delimitata e i poliziotti specializzati nel maneggio degli esplosivi hanno accertato la pericolosità dell'ordigno improvvisato mediante anche alcune radiografie per verificare la consistenza interna della bomba. Successivamente hanno eliminato l'innesco elettrico e subito dopo hanno avviato le procedure di trasferimento in un luogo sicuro per procedere alla distruzione. E adesso a Siracusa, dove cittadini e associazioni sono scesi in strada per dire no alla recrudescenza della criminalità organizzata. Francesco Aloi. All'escalation della criminalità a Siracusa risponde così: il racket delle estorsioni non fa paura. Nelle ultime settimane diverse le intimidazioni ai commercianti, dalla periferia al centro, ma come si legge su questo striscione, Siracusa non si piega. Lunedì ci sarà un incontro col prefetto, con i rappresentanti delle forze di polizia, col procuratore e col commissario nazionale anti-racket, il prefetto Maria Grazia Nicolò. Faremo un punto sulla situazione. Ma se da un lato si scende in piazza, dall'altro c'è un problema di fondo. I commercianti che denunciano sono pochi. È chiaro che l'attività estorsiva ha due finalità: uno quello di fare soldi, l'altro è quello di dimostrare che controllano il territorio. C'è solo una medicina: reagire e denunciare. Perché come invogliare chi non denuncia a farlo? Chi non denuncia deve sapere che prima o poi sarà vittima. Come ha detto più volte Cracolici, a Siracusa le famiglie mafiose si sono infiltrate nell'economia sana, una città spesso definita tranquilla, che in realtà forse così non è. L'allarme sicurezza però riguarda un po' tutta la provincia, non solo intimidazioni ma anche furti con spaccata. Per questo si chiedono più controlli e telecamere. Non possiamo immaginare che ci sia un poliziotto e una telecamera per ogni, per ogni cittadino. Bisogna fare un lavoro che sia quello della sorveglianza della vigilanza, ma anche un lavoro culturale che va fatto. È stato inaugurato a Catania Librino Hub, centro aggregativo per minori e famiglie, realizzato al Comune in un bene confiscato alla criminalità e restituito al quartiere come presidio educativo e di legalità. Lo spazio, ristrutturato con fondi PNRR e gestito dall'associazione Talitacum, offrirà attività educative e di inclusione per contrastare dispersione scolastica e disagio giovanile. Ed è ancora polemica a Palermo sulla Fiera dei Polli, ospitata ai cantieri culturali della Zisa. Sentiamo Marco Gullà.
D'accordo che magari non gradisci la presenza del Signore, ma segnalarlo in maniera così netta mi pare maleducato. È stata etichettata polemicamente la Fiera dei Polli. Siamo ai cantieri culturali della Zisa a Palermo e in questo weekend va in scena la Fiera Avicola, una mostra di volatili di ogni specie che sta richiamando tantissimi visitatori. La scelta di utilizzare spazio zero per l'esposizione e la promozione di polli da allevamento a sentire il fronte dei contrari è incoerente con la missione dei cantieri della Zisa, luogo dedicato ad attività culturali e artistiche. Nel prendere le distanze dalla polemica sulla mostra, l'assessore alla cultura Giampiero Cannella ha detto che non c'è motivo di scandalo, ricordando come lo Spazio Zero abbia già ospitato eventi non strettamente legati alle arti performative o visive. Altri fronti politici sostengono invece che questo evento promuove il rispetto per gli animali e che sceglie di farlo coinvolgendo le scuole e i bambini. Noi proviamo a spegnere polemiche e spigolature, facendovi conoscere Harold, la mascotte dell'evento. Si chiama Harold ed è un barbagiano. È appartenente alla famiglia dei titoni, precisamente Tito Inca della specie. Nello specifico Harold è qui per rappresentare Oblivion, una realtà locale a tema Harry Potter. Ristorazione assieme a intrattenimento. Per l'appunto Harold è qui per questo. Saluta Credo sia un po' troppo entusiasta. Quantomeno non vi ha dato le spalle. Adesso una pausa e poi l'ampia pagina dedicata al calcio. A tra poco. Eccoci al calcio, solo uno 0-0 per il Palermo al Braglia di Modena. Il rosanero viene annullato un gol di Palumbo. Siciliani si allontanano dalla zona della promozione diretta. Marco Gullà. Il Palermo torna dal Braglia di Modena con un solo punto in tasca. I rosanero pareggiano 0-0 al termine di una partita particolarmente equilibrata. I risultati delle altre però non aiutano la squadra di Inzaghi, che scivola così a 6 punti dal secondo posto occupato dal Venezia. Occorreva una vittoria alla formazione siciliana, il consueto esame di maturità che anche questa volta vede i rosa rimandati. E dire che il Palermo il gol vittoria lo aveva anche realizzato con Palumbo nella ripresa, annullato per fallo di Giassi sul portiere Cicizola. Riavvolgiamo il nastro, Inzaghi avanza Segre con Palumbo e poi Ampalo, terminale offensivo. Al 14° Santoro sfiora un Eurogol, il siciliano calcia dalla distanza e trova la traversa. Nulla avrebbe potuto Joronen. 11 minuti dopo squillo rosanero con un bel mancino di Ranocchia, Cicizola in angolo con difficoltà. La ripresa inizia senza cambi per entrambi i tecnici. Inzaghi però sposta Gomez al posto di Segre. Al 52° buona chance per il Modena con Mendes. Il portoghese si libera ma da buona posizione non calcia bene, disturbato anche da Pirozzi. Al 69° Palumbo sblocca il match con il classico gol dell'ex. Il numero 5 si ritrova il pallone sul destro a 2 passi dalla porta dopo che Giassi sradica la sfera dalle mani di Cicizola e serve il centrocampista. Il VAR richiama Dionisi che poi annulla. Inzaghi mette dentro anche Leduaron e Corona, ma la partita non si sblocca, finisce 0-0, occasione sprecata per i rosanero che devono fare qualcosa in più per potersi giocare la promozione diretta. Secondo me abbiamo fatto una partita autorevole, molto autorevole su un campo complicato, un grande secondo tempo dove probabilmente dovevamo dare la stoccata giusta. Non ci siamo riusciti, però insomma venire a Modena, giocare così, soffrire quasi niente a parte un tiro di Gerli, penso sia una grande prestazione a livello difensivo, a livello di convinzione. Questa è la strada giusta. E il Catania oggi gioca al Massimino con il Cosenza, obiettivo restare in testa alla classifica. Miceli in campo dall'inizio, in porta potrebbe esserci Beters, qualche ballottaggio davanti. Marco Carli. Il Catania pronto ad essere accolto al Massimino dopo la bella vittoria di Monopoli per conservare il primato, ma anche per i catanesi che hanno patito la furia di Henry. L'intero incasso della partita con il Cosenza, come ha comunicato Pelligra, sarà devoluto per aiutare a ricostruire dopo la devastazione lasciata dal ciclone. Vogliamo rivolgere un pensiero a tutte quelle persone che hanno subito la forza di queste mareggiate. Un gesto di cuore, lo stesso messo sul campo dalla squadra in Puglia per rimontare sul finale. Il 2-1 di Monopoli è un'iniezione di fiducia per il futuro.
Il nostro obiettivo è sempre quello di rimanere in testa. Per quanto riguarda il mercato è chiuso, ci avevamo posti degli obiettivi in determinati ruoli dove per infortuni o magari sotto l'aspetto numerico eravamo pochi, l'abbiamo raggiunti. Contro il Cosenza ci saranno tanti volti nuovi da osservare. Miceli soprattutto, che ritrova il rosso-azzurro dopo le giovanili. Carnielutti e Di Noia sono gli ultimi arrivati ma già vogliosi di dare il contributo. Lunetta non è al meglio, si candidano Bruzzaniti ed Ausilio, ma anche Rolfini che entra nelle alternative lì davanti anche con Forte e Caturano. Da verificare le condizioni di Dini. Ci vogliamo prendere pochi rischi. Il ragazzo è voglioso di giocare, però poi dobbiamo fare una riunione con lo staff medico. Siamo sereni perché Klaus si è allenato sempre in modo straordinario ed è concentrato e sul pezzo per la partita. Catania-Cosenza sarà seguita da Telecolor con diretta stadio, collegamenti dal Massimino alle 14, commenti da studio, più di 3 ore live fino alle interviste in anteprima a fine gara. Trapani in campo oggi al Pinto di Caserta, Siracusa sconfitto invece ieri in trasferta dal Benevento. Sergio Colosi. Per altri Granata, quello di oggi sarà il passo d'addio di una stagione tormentata. Trapani in campo a Caserta, ma dopo 9 partenze sono attese altre cessioni. Mister Aronica si inventa un 11 competitivo, dopo la buona risposta sul campo contro il Sorrento. Casertana con l'obiettivo di riscattare il KO di Potenza. Stauchuk, 2 gol in 3 gare, guida l'attacco siciliano. Terza sconfitta consecutiva per il Siracusa e nuovo allarme rosso in classifica, anche in considerazione della futura penalizzazione. Dopo Monopoli e Audace Cerignola, azzurri superati 3-2 dal Benevento come da pronostico. Il risultato lascerebbe intendere una gara equilibrata, che invece lo è stata per 20 minuti sino al gol di Di Paolo. Poi è venuto fuori il Benevento, che con Tumminello, Maita e Simonetti ha realizzato una tripletta in mezzo tempo. Poker fallito più volte nella ripresa e appuntamento rinviato con la 50ª rete stagionale dei Sanniti fino al 3-2 di Pacciardi, che ha sfruttato la seconda ingenuità di giornata del portiere Vannucchi, esordio nella ripresa del trequartista Sbaffo. Lutto nel mondo del calcio, all'età di 70 anni è scomparso Nazareno Canuti, roccioso difensore che oltre a vestire le maglie di Inter e Milan ha indossato quella rossa-azzurra del Catania per 3 stagioni, 2 in B e una nell'allora Serie C1. Appesi gli scarpini al chiodo, Canuti si è dedicato al lavoro di agente di commercio, abbandonando definitivamente il calcio. Era l'ultima notizia, grazie per averci seguito, ancora buona domenica, buona giornata, il prossimo appuntamento con Sicilia 24 più tardi, mentre come sapete ci sarà ad ora di pranzo diretta stadio. Buona domenica.